Euroregione.news. Idea Natale accende il Natale. 35 edizioni di una fiera che non vuole essere né oggi né lo è stata in passato semplicemente fiera. È Idea Natale che porta a Udine esposizioni dal 15 al 18 novembre le magiche, suggestive atmosfere natalizie con tutti quei prodotti spesso artigianali che rendono possibile l'esercizio irrinunciabile del donare. Ci sarà da scegliere tra ben 180 espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto e da diverse altre regioni italiane. Idea Natale è sì uno strumento promozionale consolidato per artigiani e commercianti, ma soprattutto un momento di aggregazione reale che mescola fisicamente le persone cercando di intercettarne desideri e curiosità. Idea Natale è stata presentata ufficialmente dal presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza, da Eva Seminara, componente della giunta della Camera di Commercio di Pordenone Udine, e da Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Imprese Udine. Idea Natale dà la dimostrazione di quanto si possa fare all'interno di questi padiglioni, della versatilità dei nostri padiglioni e della sicuramente importanza degli stessi. Idea Natale è un appuntamento ormai importantissimo, visto che siamo arrivati alla 35esima edizione. Idea Natale è l'occasione per acquistare dei regali a distanza di un po' di tempo dal Natale, quindi con un po' di maggior riflessione, senza la foga dell'ultimo momento, del assolutamente devo fare il regalo, quindi l'ansia da prestazione per il regalo. Ecco, questo Idea Natale dà la possibilità di fare con molta tranquillità un eventuale acquisto o magari iniziare a capire ciò che si vorrebbe fare, e c'è la possibilità anche di immergersi in un ambiente di serenità, quale assolutamente io auguro per tutti sarà il Natale. Ci saranno la presentazione dei racconti di Carlos Gorlón, è un qualcosa di esclusivo, quindi secondo me i racconti di Natale di Carlos Gorlón, credo che anche questo possa essere molto interessante, come sicuramente interessanti sono i concerti jazz piuttosto che i canti natalizi che giornalmente dal 15 al 18 saranno presenti in fiera. Un'opportunità che viene colta anche da associazioni, cooperative, consorzi e realtà che operano nel terzo settore, aspetto che sta particolarmente a cuore anche della Fondazione Friuli, che da sempre sostiene Idea Natale, commenta il presidente Giuseppe Morantini. Per il mondo artigiano, ricorda Tilatti, Idea Natale rimane un'importante vetrina della creatività e manualità artigiane vissute come scommessa di possibile riscatto sul plasticato mondo della serialità. Una scommessa che ha ancora un senso? Fare l'artigiano oggi vuol dire realizzarsi attraverso una scommessa imprenditoriale, che vuol dire mettere a fattor comune le conoscenze scolastiche e i propri talenti ereditati e la voglia di scommettere sulla propria imprenditorialità. Questo è il senso, nonostante le difficoltà di carattere burocratico, fiscale, difficoltà di ogni genere, ma l'artigiano, quello che sa coniugare le sue conoscenze, le sue mani e i suoi sentimenti, non avrà mai difficoltà. Se da una parte l'artigianato ci riporta ai valori appena descritti, dall'altra gli artigiani devono affrontare le sfide non facili di un mercato che oggi bisogna sapere ed avere il tempo di raggiungere. L'artigiano come l'artigianato vanno sostenuti nella visibilità. Io credo che l'artigianato, oltre a questi saloni, queste opportunità, abbiamo avuto sapere e sapori all'interno di Casa Moderna, abbiamo oggi Idea Natale, avremo il prossimo anno un anno intero all'interno di Gorizia 2025, avremo delle opportunità, solo che credo che il vero nostro problema è la mancanza di tempo da parte di questi artigiani, che quanto tempo potranno sottrarre alle loro attività per dedicarle a un'attività di promozione culturale e di promozione del territorio e del loro saper fare. E questa è la grande sfida che noi cerchiamo in qualche modo di aiutare gli artigiani a poter trovare questi spazi e quindi compensare le mancanti entrate economiche con altri dei contributi che gli permettano di andare a insegnare e a trasmettere questa cultura che stiamo perdendo.
Idea Natale presenta un ricco calendario di eventi gratuiti, sono 25 gli appuntamenti in programma per adulti e bambini, intrattenimento, canti, musica, jazz, swing, a tema natalizio, animazioni, letture, spettacoli, incontri e presentazioni di libri. Tra questi l'anteprima nazionale di Racconti di Natale di Carlos Gorlón. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine organizza il seminario Donne e Denaro, strategie vincenti per accedere al credito. Nell'ambito dello sviluppo sostenibile ed inclusivo, l'associazione La Melagrana presenterà il progetto Outstanding. L'incontro dell'associazione avrà per titolo "È severamente vietato calpestare i sogni, soprattutto i propri", con finalità solidali anche il torneo di burraco, mentre sull'utilizzo corretto dei prodotti cosmetici sarà Feder Casalinghe, obiettivo famiglia, ad intrattenere il pubblico. Allo sport come fenomeno sociale aggregativo è dedicato il convegno Un campione in famiglia. Come per Casa Moderna, anche ad Idea Natale ci saranno 2 mobility scooter elettrici e una carrozzina manuale a disposizione per chi vuole vivere pienamente il momento. Gli ausili sono messi a disposizione grazie alla PMI innovativa Willy Easy in collaborazione con l'associazione Io Ci Vado e Mobilità e Benessere. Ad Idea Natale non manca un concorso a premi che regala gift card e gli ski pass per la prossima stagione proposti da Promoturismo FVG a prezzo ridotto. Idea Natale verrà ospitata nei restanti padiglioni fieristici di Udine Fiere, restanti perché si trovano in un'area attraversata dal canale Ledra, che prima era tutta fieristica ma che oggi si articola diversamente per disegnarsi un nuovo futuro. Il Ledra come il Rubicone, dalla sponda in cui si fa già altro, sedi di promoturismo, ARPA eccetera, c'è il rischio che si attraversi il fiume per raggiungere la sponda opposta per archiviare l'anima fieristica di Udine Esposizioni? Questa domanda che mi dà la possibilità di spiegare un po' quello che sta accadendo all'interno del quartiere fieristico, che resta un quartiere fieristico, perché assolutamente continueremo a fare fiere. Chi dice che non si faranno più fiere non dice il vero, anzi dice qualcosa di falso. Lo è Casa Moderna, lo è De Natale, lo sarà la Fiera sull'Acqua che sarà il 28 novembre, ci saranno altri appuntamenti nuovi l'anno prossimo, ma certo vi è la necessità di stare al passo con i tempi. Mi spiego meglio. Le fiere, per l'amor del cielo, funzionano, ma noi siamo sempre una realtà di 1.200.000 abitanti, una regione quindi piccola, dove la presenza di più fiere potrebbe portare anche ad una concorrenza. Nulla di tutto ciò, perché con Pordenone, benché qualche malalingua possa dire ma sicuramente c'è uno stimolo, non una voglia di sopraffare, perché c'è chi fa fiere e c'è chi fa altro. I soci hanno determinato che all'interno del quartiere fieristico venissero ad instaurarsi nuove attività. Lo è stato Promoturismo, lo sarà ARPA, ma questo non significa che non si faranno più fieri. C'è una linea di confine che è il Ledra, a destra del Ledra si cercherà di ottimizzare il campus, alla sinistra si cercherà di ottimizzare le fiere. Fiere però che sono un po' cambiate, perché se noi andiamo a guardare un po' tutte le fiere in tutta Italia, non è che vivano proprio in modo così fantastico le proprie economie, perché ormai fiera, lo dico da tempo, da quando sono presidente ho iniziato un po' a capire, a muovermi in questo ambiente, per me era del tutto estraneo, però fiera lo si fa tutti i giorni, basta andare su internet, schiacciare un po' di pulsanti, inserire delle parole di ricerca ed ecco che possiamo vedere tutto ciò che un tempo si vedeva a Casa Moderna, l'isolamento che arriva dalla Cina piuttosto che da Ancona, cioè spaziamo a 360 gradi stando seduti alla nostra scrivania. Questa è la differenza del mondo, quindi il mondo fieristico deve stare al passo col mondo attuale, se no diventeremo anacronistici e allora sì avremo delle grosse difficoltà, perché questi padiglioni che da un po' di tempo alcuni non vengono utilizzati si ammalorebbero ancora di più e quindi avremmo delle criticità ancora più evidenti. La volontà è quella di continuare a far fiere diversificando nell'indirizzo dato dai soci. L'ingresso di Natale è fissato a prezzo politico di €3 per gli adulti, rimane la gratuità per i minori al di sotto dei 12 anni e per i possessori di Disability Card.